parte ufficialmente la seconda edizione del Match Talent qui presso la bola di Mister Bianco, con noi l'organizzatore Ciccio Caruso. Ciccio, tutto pronto perché sarà un happening calcistico e non solo? Sì, alcune ore separano l'inizio della partita e stiamo attendendo il lunedì alle ore 20:30. Sarà una manifestazione importantissima e soprattutto so che hai organizzato tutto nei minimi dettagli. Questo è il Match Talent, la creazione fatta nei minimi dettagli, e cercheremo di dare un servizio in più, ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Tra l'altro questa è anche un appendice di un progetto estivo di giugno. Vuoi anticiparci qualcosa? Sì, avremo l'onore di andare a giocare all'Arena Beach Soccer di Catania presso il Lido Azzurro, affiliati con il Beach Catania Soccer grazie al presidente Bosco, e andremo a sviluppare una situazione molto carina dove andremo a farvi vedere un po' più avanti quello che creeremo. Intanto li lasciamo in suspense. Allora a questo punto diamo un in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Ben 27 squadre, in bocca al lupo, e mi raccomando, il Match Talent, ricordatevi la parola Match Talent. Il momento tanto atteso è arrivato. 27 squadre, 3 gironi, 1 vincitrice.
Gli arbitri sono importanti in un torneo di calcio, in modo particolare in un torneo amatoriale, ma un torneo di grande qualità e professionalità, perché saranno veramente nomi importanti che giocheranno a partire da lunedì questo torneo. Gli arbitri sono rappresentati da un gruppo che si chiama Nuovo Lever con il suo responsabile Mancuso. Sì, sono io il responsabile. Teoricamente il gruppo che è stato chiamato all'inizio di questa manifestazione credo che si sia ben distinto. È chiaro che più andiamo avanti, più il torneo viene conosciuto, più i vari, non dico campioni, i vari ragazzi che si dilettano a questo sport si affacciano a questo torneo, quindi il livello, come dice lei appunto, va sempre aumentando, quindi speriamo che anche quest'anno noi, che siamo quelli che ogni volta non ci è permesso nemmeno il minimo sbaglio, cercheremo di sbagliare meno e anche quest'anno di portarlo al capolinea. Quale sarà la più grande difficoltà secondo lei? Potrebbe essere anche il fatto di prendere l'occhio in un'altra struttura che è questa, perché le prime 2 edizioni l'abbiamo fatta in un'altra struttura dove comunque il campo magari sarà, da lontano sembra uguale, ma qualcosa di diverso c'è. Quindi in questo caso insomma vi preparerete in maniera più dettagliata. Tempo fisiologico di qualche gara secondo me, poi tutto prendiamo le distanze a livello di metraggio e a livello anche dei partecipanti. E la valutazione disciplinare sarà forte e decisa? Allora mi auguro di sì, perché così teniamo sempre una forma di comportamento nella norma, ecco, perché se andiamo oltre e permettiamo il primo e permettiamo il secondo, secondo me non siamo qui a fare l'applauso a lei, alla cantante, al ballerino, perché vuol dire che il giocattolo si sta rompendo. Si chiude la prima puntata dunque di questa trasmissione, il Match Talent ritornerà domani alle 15:40 sempre qui su Sesta Rete. Naturalmente in questi 2 giorni, oggi e domani, stiamo raccontando la giornata inaugurale attraverso uno show che è stato presentato presso la bolla di Mister Bianco. Appuntamento a domani!